Una scritta dai toni violenti, tracciata con la bomboletta spray sulla facciata dell'ex caserma Serena di Dosson. A fuoco le caserme che ospitano immigrati, basta immigrazione, si legge in stampatello. Tracciata da mani ignote, nessuna rivendicazione. La Digos sta indagando, al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona. Ferma la condanna del sindaco Miriam Giuriati, che parla di atto vile e razzista. Spero che nel frattempo, siccome mi sono sentita con la cooperativa questa mattina, provvedano anche al più presto a cancellarle. All'indomani dell'insediamento del nuovo prefetto, la tensione legata ai migranti torna a salire, non certo tra i cittadini, sottolinea il sindaco, che stanno anzi dimostrando un alto senso civico. Dubito che i cittadini di Casiera alle 3 di notte, perché più o meno è quella che è sull'ora che è successa, vadano a scrivere fuori dalle caserme una scritta che non ha nessun senso, perché in effetti ci propongano, ci diano chi scrive delle soluzioni per poter dare risposte a questi arrivi. Il fenomeno non va subito, va governato, torna a invocare Giuriati. La soluzione rimane l'accoglienza diffusa e anche di questo domani parlerà con il prefetto nel loro faccia a faccia. Io sono molto felice che sia arrivato il prefetto, che quindi già domani avremo un incontro in prefettura da lei, perché mi sento meno sola adesso che una rappresentante del governo e voglio capire che progetti ci sono sul futuro di questa caserma.